Nicola Gratteri, l''ndrangheta in Veneto quanto è radicata e quali settori più appetibili? L''ndrangheta in Veneto è in espansione, è in crescita, già in altre regioni è radicata ormai da decenni, come in Lombardia, in Piemonte, in parte dell'Emilia Romagna. Si sta allargando, si sta insediando, si sta radicando in Veneto e in Trentino Alto Adige. Nell'ultimo anno qui nel Trevigiano si sono moltiplicati i casi di incendio in azienda. Secondo lei la mafia ha un linguaggio che noi anche qui nella Marca dobbiamo imparare a decifrare? Le mafie hanno un linguaggio e le mafie hanno bisogno di essere riconosciute e di farsi riconoscere. Le mafie hanno bisogno di spiegare cosa vogliono. Il loro obiettivo è quello di comprare alberghi, ristoranti, pizzerie, attività, entrare anche come soci di minoranza in aziende magari un po' in crisi, perché il loro obiettivo è quello poi di rilevare l'attività commerciale per farne riciclaggio. Le mafie non hanno bisogno di arricchirsi, le mafie sono già ricche, in particolare l''ndrangheta. Il problema dell''ndrangheta è quello di giustificare la ricchezza, di riciclare milioni di euro. Lei, si sa, è uno degli uomini più scortati d'Italia, ha pagato a caro prezzo la sua lotta per la legalità. Si è mai sentito solo in questa battaglia? No, assolutamente, è un crescendo, ci sono migliaia di persone che credono in me, ci sono migliaia di persone per cui io sono l'ultima spiaggia e quindi non posso deludere la gente, io devo andare avanti, devo cercare di fare più cose possibili e più velocemente e meglio. Infiltrazioni in vista delle Olimpiadi di Cortina, nonostante il monitoraggio, quanto è alto il rischio? Guardi, le regole sono sempre quelle, cioè le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere, le Olimpiadi sono un'opportunità, il PNRR sono un'opportunità, le mafie ci sono e ci saranno, non staranno a guardare, faranno di tutto per sedersi al tavolo apparecchiato e prendere la loro parte, come l'hanno già fatto. Noi li sentiamo almeno da un paio d'anni discutere come approfittare del PNRR, quindi anche si figuri se le Olimpiadi stanno a guardare.